Hai esperienza come badante e sei in cerca di lavoro? Ti offriamo l'opportunità di lavorare con un contratto regolare. Se anche tu vuoi far parte del nostro team, passa in via Magenta 6 a Gallarate, incontriamoci e valuteremo insieme delle proposte attive idonee per te. Buonasera, bentrovati con il notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca. Nella notte ad Arcisate un 25enne è stato ferito con un colpo di fucile. Indagini serrate dei carabinieri. Questa mattina l'autore dell'agguato si è costituito. Ci racconta tutto Massimiliano Martini. Le immagini sono dell'agenzia Blitz. È durata poco più di 12 ore la fuga del 23enne di Quesalmonte che nella tarda serata di venerdì ha sparato con un fucile da caccia a un ragazzo di 25 anni in via Roma ad Arcisate, a 2 passi dalla stazione, ferendolo gravemente all'addome. Dopo una notte e una mattina in fuga il ragazzo ha deciso di costituirsi e tramite il suo avvocato ha chiamato i carabinieri che erano sulle sue tracce e da ore lo stavano cercando. Il giovane, arrivato e scappato in macchina, è infatti stato rapidamente identificato grazie alle telecamere e ad alcuni testimoni. Il suo aggressore, per il quale la Procura della Repubblica ha emesso un decreto di fermo, è ora in carcere a Miogni con l'accusa di tentato omicidio. Nella sua abitazione i militari della stazione di Arcisate e del radiomobile di Varese hanno poi trovato 2 cartucce identiche a quella esplosa rinvenuta sul luogo dell'agguato. Ancora ignoto il movente dell'aggressione. E ancora cronaca spostandoci a Verbania per il miracoloso intervento da parte di 2 carabinieri che di notte nelle acque gelide del Toce hanno salvato un ragazzo, il servizio di Maria Elisa Gualandris. Non hanno esitato a gettarsi nelle acque gelide del Toce 2 carabinieri che hanno salvato la vita di un 20enne che ha tentato il suicidio. A dare l'allarme alle 2 di notte il padre del ragazzo che aveva ricevuto una chiamata del giovane che chiedeva aiuto. 2 militari del NORM di Verbania sono subito arrivati sul posto indicato a Cuzzago. Nonostante si trovasse nel fiume, fortunatamente il telefono del giovane era ancora illuminato e lo hanno individuato. I carabinieri non hanno esitato a calarsi dal muro di contenimento di 4 metri e sfidando il buio e la corrente hanno raggiunto il ragazzo aggrappato a una roccia in ipotermia e quasi privo di sensi. Lo hanno portato a riva in attesa dei vigili del fuoco che poi li hanno tirati fuori. Ragazzo e militari sono stati portati in ospedale, anche i carabinieri erano in ipotermia per essere rimasti in acqua almeno 20 minuti, ma ora stanno bene. I genitori del giovane hanno seguito il salvataggio con trepidazione. Alla fine il padre ha spiegato che il figlio che lavora con lui stava vivendo un momento di sconforto per una relazione sentimentale finita un mese fa. Epifania con la tradizione della Befana dei Vigili del Fuoco in pediatria. Il servizio di Adriana Morlacchi, le immagini di Agenzia Blitz. È arrivata la Befana all'ospedale del Ponte. I Vigili del Fuoco con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco anche quest'anno hanno ripetuto il loro appuntamento. Occhi sgranati e tanta sorpresa nei bimbi nel vedere dal vivo la Befana che ha portato loro calze e giochi. Ad impersonare la vecchina il pompiere Roberto Merengoni. Presente anche il comandante Mario Abate che ha dichiarato una splendida iniziativa che intendiamo portare avanti per essere sempre accanto ai bambini ricoverati all'ospedale del Ponte in collaborazione con il Ponte del Sorriso. A fare gli onori di casa, oltre alla presidente dell'associazione Il Ponte del Sorriso Emanuela Crivellaro, anche i Vigili del Fuoco, l'associazione nazionale, il prof Massimo Agosti, che ha letto un toccante e sentito messaggio del direttore generale Giuseppe Micale. Grazie di cuore a tutti, un sorriso dai bambini dell'ospedale del Ponte. Il 6 gennaio è il giorno della Lotteria Italia, questa sera dalle 9 l'estrazione, il primo premio è da 5 milioni di euro. In totale sono stati venduti quest'anno 6 milioni e 700 mila biglietti, il 10% in più rispetto al 2022, con il Lazio in testa nelle vendite, seguito dalla Lombardia. Tutti i particolari e poi gli aggiornamenti si possono seguire su prealpina.it. Abbiamo parlato della Befana in pediatria, ma oggi c'è stata un'altra importante iniziativa. L'Associazione Auto e Moto Storiche di Varese ha donato cibo e indumenti alle mense della Brunella e delle suore di Via Luini. Il servizio di Giuseppe Macchi. Oggi la Befana Solidale ASI, a cura dei soci del club Varese Automoto Storiche,
ha donato cibi ed abiti invernali a 2 centri varesini dove da anni la solidarietà è di casa. La promozione di sensibilità di Don Marco Casale, responsabile Caritas del decanato di Varese, e la chiamata del Club VAMS ai propri soci ha portato a successo l'iniziativa di dono di cibi non deperibili, calzature, coperte, abiti invernali, consegnati oggi al Centro Caritas, Casa di Sant'Antonio presso la chiesa della Brunella, e alla mensa solidale di Via Luini, gestita dalle Suore della Riparazione di Varese. Partendo dalla sede del Club VAMS di Via Correnti a Varese, il presidente Angelo De Giorgi, i commissari tecnici e i volontari hanno caricato i mezzi e si sono collegati da Varese via web all'iniziativa nazionale con i 300 club base in Italia. L'associazione si impegna ad effettuare altre raccolte cibi e abiti nel corso dell'anno. E ora la pagina sportiva partendo dall'atletica, oggi la 76esima edizione del Campaccio, vediamo com'è andata nel servizio di Matteo Floccari, le immagini sono di Publifoto. Edizione numero 67 per il Campaccio, la classica di San Giorgio sul Legnano, la classica del cross italiano e mondiale. Come sempre il giorno dell'Epifania vuol dire corsa campestre e vuol dire gare spettacolari, gare con tantissime atlete di livello. Nella prova femminile disputata oggi l'Italia contava molto su Nadia Battocletti, che avrebbe potuto interrompere un digiuno di 30 anni che dura dall'ultima vittoria di un'azzurra a San Giorgio. La Battocletti ci ha provato, pur debilitata dalla febbre e dalla tonsillite, ha battagliato per tutti i 6 chilometri del percorso con la burundiana Francine Niyomukunzi, che però nel finale ha avuto ragione ed è andata a prendersi la vittoria con il tempo di 19 minuti e 42 secondi, 4 secondi di vantaggio sulla trentina Nadia Battocletti, che ha poi preceduto l'altra azzurra Giovanna Selva, arrivata dunque a podio. E per quantomeno l'Italia rimette 2 atlete a podio per la prima volta dopo 14 anni. Gara femminile molto bella, molto divertente da seguire per il folto pubblico sul percorso, e lo stesso si può dire assolutamente della gara maschile, una gara maschile che era imperniata soprattutto sulla lotta fra i 2 grandi favoriti, il keniano Daniele Benio e l'ugandese Oscar Celimo, i quali non hanno assolutamente deluso le attese. È Celimo nel corso del secondo giro a dare lo strappo definitivo, solamente Ebenio riesce a resistergli, e quindi questi 2 si sono di fatto sfidati per 8 dei 10 chilometri del percorso senza che nessun avversario riuscisse a rientrare. È stato un lungo spalla a spalla tra l'ugandese e il keniano, un lungo spalla a spalla che si è di fatto deciso solamente nell'ultimo giro. Nei 1000 metri conclusivi il 26enne Benio ha dato l'allungo decisivo che gli ha permesso poi di arrivare a tagliare il traguardo in 29 minuti e 16 secondi, 29-22 invece il tempo di Celimo, 29-44 quello del terzo classificato, il burundiano Yves Nimubona. Miglior azzurro Ilia Sawani, ottavo. Parliamo ora di basket, questa sera alle 20:30, Varese sarà di scena a Treviso nell'anticipo dell'ultima giornata di andata della Serie A, è uno scontro diretto in chiave salvezza tra 2 squadre che sono però in buona salute. Treviso arriva da 4 vittorie nelle ultime 5 gare, Varese dai 2 successi consecutivi grazie all'apporto di Nico Magnon. E sempre per il basket è finita dopo poco più di 2 mesi l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina di Villeurbanne. Il club francese e il CT dell'Italbasket hanno trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. E chiudiamo con il calcio, vittoria questo pomeriggio della Pro Patria a Gorgonzola contro la Giana Erminio, il punteggio di 2-1 per la squadra di Colombo, per i Tigrotti a segno Pitù con un delizioso pallonetto e il difensore Vaghi. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani alle ore 19.